Euroregione.news. Non sono io, siete voi? La folla che si è assiepata sul sagrato della trecentesca ex chiesa di San Francesco a Udine, ora straordinaria location di eventi culturali, era già un segnale che il tributo all'artista friulano Giordano Floriancic andava oltre il consueto, oltre una tradizionale mostra, non solamente opere di impatto spiazzante, come ha sottolineato l'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolot, nel ricordare di essere stato felicemente tirato per la giacca per questa iniziativa anche dal consigliere regionale Franco Jacob e da Alessandro Colautti, quando l'hanno avvicinato per dirgli: qui c'è da fare una mostra. E che mostra? Sì, perché l'artista di cui stiamo parlando è un personaggio dalla vita intensa, vissuta fino in fondo anche attraverso le tenebre, ma sempre con gli occhi e il sentimento di un fanciullo, come ha ricordato il critico d'arte Luca Cantore d'Amore. Più che invitare a riflettere ammirandole, le opere d'arte di Giordano Floriancic sono dardi incandescenti che anche nei titoli stessi delle opere lanciano il quesito esistenziale che parte dal titolo stesso della mostra. Non sono io, siete voi? Una domanda che risponde alla speranza che in queste opere ciascuno possa ritrovare se stesso, magari affrancandosi da quella vita sospesa che 2 anni di pandemia ci ha disperso in termini identitari e di passioni da coltivare, afferma D'Amore. Oggi ci ritroviamo, ma come ci ritroviamo? È possibile ritrovarsi in quello specchio che gli artisti chiamano tela? Certo, ma lo scopo dovrebbe essere sempre questo, di comunicare con altre persone le tue sensazioni o le tue angosce, le tue paure, o che le trasmetti sulla tela. E alla fine si dà questo messaggio alla gente che uno percepisce in maniera diversa. La forza artistica di Giordano Floriancic è che non sembra provenire da alcun luogo e non andare in alcun luogo. È un uomo che nel corso della sua avventura di vita ha scelto di alzare l'asticella per vivere da artista, quando invece per altri era il tempo di bilance, di ricalibrature in funzione di quello che prima ritenevano possibile fare ed ora un po' meno. Un artista complesso, Floriancic, e basta andare nel suo atelier di Buttrio per rendersene conto subito, ha sottolineato Giuseppe Morandini, presidente di Fondazione Friuli, che con Regione, Comune, Confartigianato ed altre istituzioni sostiene la mostra. Nata da un'idea del giornalista Gianmarco Aimi, organizzata da Teresa Comis su progetto di Marco Viola Studio e coordinamento editoriale di Marco Minuz. Il giusto sentimento che si deve provare nei confronti di Floriancic è quello di una piacevole preoccupazione, in equilibrio mai scontato, ha detto Morandini. Quando parli di lui devi sempre essere pronto ad arrivare al limite. Il critico d'amore, dicendosi certo che tutta l'arte provenga dal dolore, dal tormento, dall'angoscia, afferma che è altrettanto vero che può esserci anche felicità in tutto ciò, se c'è la capacità di riuscire a guardare alle opere d'arte come ad una perla, senza dimenticarci che però la perla è la malattia della conchiglia. Rispetto a Raffaello e Michelangelo, artisti illuminati che hanno viaggiato verso Dio nella luce, Floriancic fa parte di quella categoria dei fulminati che osa Luca Cantore d'Amore, avendo lui viaggiato nelle tenebre e danzandoci dentro senza averne paura. Di questo artista così complesso la mostra non si limita a descriverne il tratto pittorico, ma fornisce chiavi interpretative attraverso musiche e testi originali di diversi artisti di fama che si sono cimentati in questa esperienza. Un aspetto originale che porta il visitatore ad ascoltare le opere grazie alla tecnologia del QR. Il progetto è partito durante il primo lockdown da una frase di Floriancic: ai miei quadri manca solo la parola. Viviamo un'era che l'arte non può fare a meno della tecnologia, per cui grazie all'auricolare, allo smartphone, al QR code ormai fanno parte anche del mondo dell'arte. E sentire solamente narrare da critici d'arte le opere mi sembrava una cosa che era un po', non dico superata, ma però bisognava dare qualcosa di nuovo, e questa cosa penso che sia per la prima volta che succede. Abbiamo messo i quadri che parlano in musica e guardando questo quadro grazie al QR code, sentire la musica può essere un'emozione diversa e un modo diverso di vedere l'arte.
Chi ha partecipato al vernissage della mostra ha anche avuto la fortuna di imbattersi in un iconico ed inaspettato terzetto di maestri dell'arte, con Giordano Floreancic a braccetto con Gianni Borta e Giorgio Celiberti, lì presenti per tributargli la loro amicizia. Vedere una mostra in cui la protagonista è la pittura e il colore, e questo è importante. C'è anche la sperimentazione con la tecnologia, questo raccontare il quadro attraverso la musica e anche quindi altri artisti, gli artisti della musica, come la vedi? Guarda, tu l'artista parla con l'animo, ben venga se viene sorretto tecnicamente da qualcos'altro, no? Ma nel quadro tu devi cercare sempre il sentimento e l'anima della pittura che c'è nell'opera. E c'è una intimità che l'artista ha, e soprattutto è importante questo: quando l'opera esce dai confini della superficie della tela e investe l'osservatore. Capito il concetto? Cioè l'osservatore si sente coinvolto nel quadro, e io direi che queste opere hanno questa capacità. La mostra è accompagnata dal catalogo con tutte le immagini delle opere esposte e testi di Gianmarco Aimi, Luca Cantore d'Amore e Toni Capuozzo, e con QR code per l'ascolto dei brani musicali originali. Euroregione.news